Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata, potremmo chiamarla così, del nostro convegno organizzato dall'Accademia Ligure di Scienze e Lettere sulla Liguria e il mare. Oggi avremo 3 relatori e questi tre relatori parleranno di monitoraggio ambientale marino. Questo è un argomento decisamente importante per la nostra regione, anche perché la nostra regione ha tanta costa, ha una costa molto urbanizzata e quindi il controllo e il monitoraggio dell'inquinamento è sicuramente molto importante. Direi che questi relatori parleranno in particolare di microinquinanti del tipo tradizionale ed emergente, ma anche delle innovazioni che ci sono in questo campo, quindi per rendere queste analisi più veloci, per gestire meglio questi dati. Allora, ne parleranno anche degli studi che hanno fatto e dei progetti, sia di casi studio, sia dei progetti portati avanti dall'Università di Genova proprio sull'inquinamento del Mar Ligure. I 3 relatori sono Paola Rivaro. Paola Rivaro è una professore associato presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Genova ed è, i suoi interessi riguardano in particolare l'oceanografia chimica. Ha preso parte a ben 11 spedizioni in Antartide e una in Artico, se non sbaglio addirittura quest'anno. E una cosa che è molto interessante e importante è che ha vinto diversi progetti di ricerca, tra cui il premio ambientalista 2019. Poi abbiamo Emanuele Maggi. Emanuele Maggi è professore ordinario di chimica analitica presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Genova ed è attualmente anche il direttore di questo dipartimento. È stato anche preside della Scuola di Scienze, ha numerosi progetti, sicuramente ha sempre lavorato nel campo dei contaminanti in tracce nell'ambiente marino, ha partecipato a vari progetti di ricerca e anche lui un veterano dell'Antartide, questa volta con 3 spedizioni nell'Antartico. E poi abbiamo il professor Paolo Povero, che è un docente di oceanografia biologica e di monitoraggio ambientale presso il DISTA, questa volta non presso il Dipartimento di Chimica. Ha partecipato a numerosi progetti in cui ha sviluppato studi quali lo sviluppo di nuove tecnologie per studi oceanografici e studi di sistemi informatici per la gestione del dato ambientale. Direi di dare la parola ai nostri relatori. Incominciamo con Paola Rivaro, prego, e direi di fare le 3 relazioni una dopo l'altra per lasciare spazio in fondo, dopo le 3 relazioni, per un piccolo dibattito, per un breve dibattito. Grazie Paola. A te. Ok. Bene, grazie Adriana, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Quindi è un piacere essere qui in Accademia a trascorrere un po' di tempo con voi a parlarvi di monitoraggio ambientale. Allora, nell'intervento che terrò io vi farò una breve carrellata su quello che sono gli aspetti legislativi che regolano il monitoraggio, quindi come siamo arrivati a fare del monitoraggio ambientale nel corso degli anni. Vedremo quali sono le difficoltà che un chimico incontra a fare monitoraggio delle acque, soprattutto delle acque marine, e vedremo anche in cosa gli organismi possono esserci utili. Allora, cominciamo con gli aspetti legislativi, andando a prendere quella che è un po', l'impianto legislativo su cui anche la legge italiana si basa per l'azione comunitaria in materia di acqua. È la cosiddetta Water Frame Directive, quindi una direttiva della Comunità Europea del 2000 che si occupava quindi di avere degli obiettivi riguardanti la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne, delle acque estuarine, quindi le cosiddette anche acque di transizione, delle acque sotterranee e anche delle acque marine costiere. La novità che ha questa direttiva rispetto alla vecchia legislazione è quella di avere un'impronta ecosistemica, quindi non sarà più sufficiente andare a misurare la concentrazione degli inquinanti nelle acque, ma si dovranno anche fare delle valutazioni di tipo ecosistemico, vale a dire quali effetti produrranno a breve e a lungo termine queste sostanze con queste concentrazioni negli organismi che vivono in quel determinato ecosistema. Quindi è anche un approccio orientato al futuro, perché è un approccio che va a considerare
l'ecosistema come una risorsa da preservare, non solo per gli usi attuali ma anche per le generazioni future. Quindi vi dicevo, i punti salienti sono proprio quello di andare ad integrare le analisi chimiche con lo studio delle comunità, sia di organismi vegetali sia animali, che vivono in un fiume o vivono nelle zone costiere. È una normativa che non va a introdurre nuovi parametri, nuove soglie, limite che non devono essere superate per considerare quell'ecosistema buono da un punto di vista ambientale, ma è una norma che va a coordinare dati che sono già esistenti. Allora, qual è l'obiettivo che si prefigge questa nuova normativa? È quella di andare a portare anche una classificazione dell'ambiente in funzione del suo stato ecologico. Quindi una classificazione che va a suddividere sulla base dei risultati delle indagini chimiche e biologiche l'ambiente in diverse categorie, esprimendole quindi con delle valutazioni appunto qualitative. Perché lo scopo è anche quello di far comprendere ai decisori politici o anche al comune cittadino quello che è lo stato dell'ambiente. Quindi oggi siamo anche abbastanza abituati a questa rappresentazione per l'indice della qualità dell'aria. Quindi se vedete sui vostri telefonini, quando andate a cercare il meteo, c'è anche una barretta colorata che dà delle informazioni sullo stato della qualità dell'aria. Bene, lo stesso approccio è stato utilizzato anche per la valutazione della qualità delle acque. Quindi il monitoraggio non è più un solo strumento per valutare lo stato attuale, ma è quello anche che serve nelle proiezioni future per valutare le eventuali azioni, che cosa hanno portato le azioni per migliorare una qualità dell'ambiente che era di bassa qualità. Allora, chiaramente l'Italia recepisce questa normativa europea, quindi entra in vigore il decreto legislativo 152 del 2006, che è un po' il testo ambientale per eccellenza. Quindi a questo negli anni successivi, fino al 2010, come potete vedere da questa freccia che punta verso l'alto, vengono poi introdotti tutti i vari regolamenti e decreti attuativi che contemplano quelli che sono i criteri per la caratterizzazione delle acque, i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e poi in fondo per classificare lo stato, quindi da ottimo a pessimo, di questi corpi idrici. Ops, sono andata troppo avanti. Allora, sul mare però un grosso caposaldo è rappresentato dalla strategia marina, quindi la Marine Strategy. Quindi la strategia marina è un'altra direttiva quadro della Comunità Europea del 2010 che fa suo quello che è un po' l'obiettivo della Water Frame Directory, quindi quell'approccio ecosistemico però mirato questa volta esclusivamente all'ambiente marino. Quindi nella Water Frame Directive l'ambiente marino veniva considerato solo come fascia costiera, la strategia marina implementa la distanza da costa fino a 12 miglia, quindi parliamo sempre di acque marine costiere ma una zona molto più estesa. Quindi è anche in questo caso l'obiettivo che gli Stati membri della Comunità Europea devono raggiungere è il buono stato ambientale. Quindi un buono stato ambientale che si manifesta attraverso la biodiversità, attraverso la salute dell'ecosistema, attraverso anche un buono stato per le generazioni future. Quindi di nuovo siamo orientati al futuro. Vengono scelti degli indicatori con cui i vari Stati membri della comunità valutano lo stato ambientale. In rosso io ho evidenziato quello che interessa ai chimici, quindi la contaminazione chimica e anche la contaminazione dei prodotti ittici, quindi andare a identificare contaminanti in quello che è anche il nutrimento per l'uomo.
Quali sono questi contaminanti che vengono considerati da determinare? Bene, si tratta di metalli, di composti chimici che sono stati riconosciuti tossici da parte della comunità scientifica. Quindi sono alcuni metalli, quindi vedete citati quelli più noti dal punto di vista della tossicità, quindi il mercurio, il cadmio, ma anche diversi composti organici xenobiotici, quindi composti che hanno diverse formule chimiche. Poi chi mi seguirà nella presentazione oggi ne parlerà in maniera più dettagliata, ma che vengono racchiusi sotto la dicitura di persistent organic pollutants. Perché? Perché sono contaminanti organici persistenti nell'ambiente, quindi di difficile degradazione, per cui la loro durata nell'ecosistema perdurerà per molto tempo. Ma c'è una nuova generazione di inquinanti, quindi i cosiddetti contaminanti emergenti. Anche qui parliamo di un vasto numero di prodotti, si va anche dalle microplastiche, prodotti per la cura personale, ma anche a diverse sostanze che sono utilizzate nelle sintesi chimiche. Quindi sono sostanze che sostanzialmente entrano nell'ambiente marino attraverso le normali vie di ingresso degli altri tipi di contaminanti, ma quello che li differenzia che cos'è? È il fatto che le nostre conoscenze sulle loro concentrazioni, la loro identificazione e anche gli effetti a breve e lungo termine che questi produrranno sugli organismi sono ancora poco conosciute. Allora, quali sono le difficoltà che un chimico incontra nel fare del monitoraggio sulle acque? Beh, sono tantissime, io ho cercato di riassumerle in questi 6 punti. E partiamo anche dalla definizione di inquinante. Quindi che cos'è un inquinante? Un inquinante è una sostanza che viene introdotta nell'ambiente ex novo da attività umane, quindi non è una sostanza già naturalmente presente, oppure è una sostanza già naturalmente presente ma le cui concentrazioni risultano al di sopra dei livelli naturali e che produce degli effetti individuabili sull'ecosistema. Quindi noi, per poter fare del monitoraggio e dare quindi delle informazioni utili a chi usufruisce di quelle acque anche a scopo ludico o appunto ittico anche, dobbiamo avere informazioni sulle sorgenti di questi contaminanti. Dobbiamo avere delle informazioni sulle condizioni biogeochimiche. Cosa vuol dire condizioni biogeochimiche? Valutare quelle che sono anche le quantità di sostanze organiche, come queste sostanze possano essere trasformate. Se parliamo di sostanze naturali dobbiamo conoscere quelli che sono i loro livelli naturali per poter dire bene, in questo punto la concentrazione di questo composto è aumentata in maniera significativa. I chimici incontrano anche difficoltà analitiche, soprattutto se le sostanze sono presenti a basse concentrazioni e anche in una matrice ambientale così difficile da analizzare come è l'acqua di mare. Quindi questo richiede avere delle strumentazioni molto sofisticate oppure dover fare delle operazioni molto complesse per poter avere i valori di queste sostanze. E poi quello che resta difficile è valutare l'impatto che queste sostanze hanno sugli organismi, cosa che invece appunto nelle varie direttive europee è stata data come obiettivo, quindi non solo valutare la concentrazione ma vedere anche l'effetto che queste producono. E allora ecco che in alcuni casi andare a fare una misura diretta degli inquinanti sulle acque può apparire poco significativo. Perché? Perché questi contaminanti hanno concentrazioni basse, molto variabili nello spazio e nel tempo. Quindi ai chimici viene richiesto un grosso sforzo per poterle determinare, che vuol dire un numero elevato di campioni, un'elevata frequenza di campionamento per poter individuare la variabilità nel tempo e anche quindi un elevato costo per quanto riguarda la gestione delle strumentazioni e del personale. Ma soprattutto andare a fare del semplice monitoraggio chimico in alcuni casi è poco significativo. Perché? Perché noi scattiamo una fotografia istantanea di quel momento ma non integrata nel tempo.
E allora in questo vengono utili degli organismi che noi possiamo, diciamo, utilizzare come sentinelle in modo da andare a valutare quelli che sono i cambiamenti nella qualità ambientale. Allora, qual è il vantaggio di utilizzare degli organismi che appunto assumono questo ruolo di organismo sentinella? Beh, intanto appunto il fatto che magari in questi organismi le concentrazioni degli inquinanti che noi stiamo cercando siano molto più elevate rispetto a quelle della matrice acquosa, quindi ci permette di superare un problema analitico. Gli organismi assimilano gli inquinanti dall'ambiente in cui vivono, quindi andarli a misurare in determinati tessuti, le branchie, il fegato o altri organi, ci può dare delle informazioni di dove stava questo inquinante. Era associato a del materiale che gli organismi hanno ingerito attraverso il cibo oppure si trovava disciolto nell'acqua. Quindi andare a fare delle misure di inquinanti in un organismo ci permette di fare delle valutazioni sulla cosiddetta biodisponibilità, quanto è facile che questo inquinante entri nell'organismo. E poi possiamo considerare gli organismi come una sorta di registratore, quindi quello che noi misuriamo nei loro tessuti è quello che loro hanno accumulato in un certo intervallo di tempo e quindi ci permetterà anche di fare delle valutazioni di tipo tossicologico per vedere gli effetti che l'inquinante assimilato ha prodotto nell'organismo. Non è tutto oro quel che luccica, ovviamente, perché ci sono anche degli svantaggi legati all'impiego degli organismi come sentinelle. Quali sono questi vantaggi? Beh, intanto un organismo si può adattare anche alla presenza dell'inquinante e quindi quei risultati che noi andiamo a cercare di questa relazione tra presenza di un inquinante, la sua concentrazione e l'effetto che ha prodotto possono essere falsati da questo adattamento. A volte le misure che noi facciamo non sono così selettive come quelle che invece possiamo fare con delle misure dirette sull'acqua attraverso le strumentazioni e poi anche abbiamo un effetto dovuto alla stagionalità, quindi al ritmo biologico degli organismi. È proprio per questo che quando si va a fare del monitoraggio ambientale, marino, utilizzando degli organismi, è necessario che vengano integrate le competenze di diverse figure professionali. Quindi c'è bisogno del chimico per poter determinare i composti, c'è bisogno del fisiologo o del tossicologo per poter capire quelli che sono gli effetti prodotti dall'inquinante, ma c'è bisogno anche dell'ecologo se abbiamo bisogno di proiettare su più larga scala quello che è l'effetto visto sull'organismo. Chiaro è che noi dobbiamo individuare un organismo che funzioni bene come sentinella, quindi innanzitutto che sia un organismo che è in grado di accumulare nei suoi tessuti le sostanze che andiamo a ricercare e che sia anche resistente alla presenza di questi inquinanti. Quindi deve essere anche un organismo tollerante alla variazione dei parametri ambientali. E poi deve essere un organismo che occupa, come dice la diapositiva, una posizione di rilievo nell'ecosistema che stiamo monitorando, perché in questo modo noi riusciremo anche a proiettare gli effetti che noi osserviamo su questo organismo su più larga scala. Chi possiamo scegliere nell'ambiente marino? Beh, possiamo scegliere i pesci, possiamo andare alla ricerca anche dei molluschi, quindi in entrambi i casi comunque si tratta di organismi anche che sono importanti per l'uomo perché rappresentano importanza economica, sono cibo, ci sono appunto leggi che definiscono anche quelle che sono le soglie di determinati inquinanti nei loro tessuti. I bivalvi sono gli organismi che meglio si prestano a essere organismi bioindicatori, intanto perché hanno una distribuzione molto ampia, vivono in zone costiere, sono organismi sessili, vuol dire che stanno fermi nel posto in cui vivono o in cui noi li possiamo anche andare a trapiantare.
a differenza dei pesci che invece, essendo vagili, non ci danno l'esatta fotografia della situazione di quel determinato punto. Sono organismi filtranti, quindi hanno una elevata capacità di filtrare l'acqua e quindi di bioaccumulare nei loro tessuti le concentrazioni degli inquinanti. E poi oramai sono talmente ben studiati che è stato possibile mettere in relazione quelle che sono le risposte che gli organismi danno con determinate classi di inquinanti. Allora, come Dipartimento di Chimica noi ci siamo occupati negli anni di andare a fare delle valutazioni sulla distribuzione di metalli o anche di altre classi di inquinanti marini, utilizzando il mitilo come organismo sentinella. Quindi siamo entrati anche noi nel cosiddetto progetto Mussel Watch. Quindi è l'idea del progetto Mussel Watch nasce negli anni 70 del secolo scorso, ma è una pratica che tutt'oggi viene utilizzata per la valutazione della qualità delle acque costiere. Quindi in questo progetto Mussel Watch erano stati prelevati mitili dagli allevamenti di La Spezia, posizionati in diversi punti della costa ligure, proprio per testare la loro capacità come organismi bioindicatori. L'istogramma che vedete in basso nella figura vi fa vedere quello che è stato l'andamento osservato della concentrazione di un metallo, lo zinco, preso come esemplificativo dei metalli che avevamo determinato in questo studio, in 3 diversi siti, quindi La Spezia in giallo, la Baia di Paraggi in rosa e la Darsena in blu. E quindi potete vedere come effettivamente le barre, l'altezza delle barre degli istogrammi ci fanno capire che la Darsena era una situazione ambientale sicuramente più impattata rispetto a Paraggi o rispetto alla Spezia. Attenzione, perché questo studio preliminare ci ha permesso anche di identificare proprio quelle che sono i rischi dell'impiego dei bioindicatori. Vi ho detto, dobbiamo tenere conto delle variazioni stagionali. Quindi se il biologo non ci avesse detto che a marzo è il periodo anche dell'emissione dei gameti, dei mitili, noi avremmo potuto prendere un po' uno svarione dicendo bene, a marzo la situazione è migliorata in tutti i casi. E invece questo ha indotto, ad esempio, a pianificare più correttamente gli studi con gli organismi bioindicatori all'inizio dell'estate. Altro studio che è stato fatto, sempre con l'impiego dei mitili, è stato uno studio sui composti organostanici. Quindi i composti organostanici sono una classe di composti che contengono stagno, che venivano utilizzati in passato come composti antivegetativi per la carena delle navi e le strutture marine sommerse. Quindi sono degli inquinanti ad ampio spettro, perché oramai tutte le acque, non solamente costiere ma anche quelle più d'altura, tenendo conto del moto delle navi, appunto hanno patito la presenza di questi composti. Quindi nel caso dello stagno, che è un altro elemento tossico per gli organismi, non è importante solo determinare la concentrazione dello stagno totale, ma anche andare a vedere in quali forme questo elemento è presente, perché le diverse forme di stagno hanno diversa tossicità. Quindi il tributilstagno, il composto che viene usato come antivegetativo, è il composto più tossico, ma gli organismi sono in grado di degradarlo in forme meno tossiche. Allora, le prime prove che abbiamo fatto per vedere se i mitili potevano essere un buon indicatore della presenza di composti organostanici sono state fatte nelle acque del Porto Petroli di Genova. Erano stati messi a dimora dei mitili, anche questi provenienti dall'allevamento di La Spezia. E questo grafico ci fa vedere in rosso e blu, quindi i sabdoriani mi perdoneranno, ma ho utilizzato, diciamo, i colori del Genoa, l'andamento del tributilstagno, il composto più tossico, e del dibutilstagno, quello meno tossico, nelle branchie dei mitili.
analizzati in diversi mesi rispetto all'andamento che abbiamo misurato nell'acqua. Allora attenzione, perché i campioni degli organismi sono stati presi una volta al mese, mentre quelli delle acque, proprio perché era necessario avere una frequenza di campionamento maggiore, una volta a settimana. Quindi cosa fa vedere il grafico? Che l'andamento è pressoché identico, solo che i composti organostanici erano molto più concentrati nei tessuti rispetto all'acqua. Quindi i mitili erano anche un buon bioindicatore per questo composto. In effetti, andando poi a monitorare la costa ligure, abbiamo osservato diverse concentrazioni, quindi non spaventatevi a vedere così alte le concentrazioni nel porto di Lavagna, a Lavagna, perché qui gli organismi erano stati volutamente messi a dimora all'interno del porto, proprio per vedere l'effetto della presenza di questi composti, ma il salto in avanti l'abbiamo fatto anche grazie all'aiuto dei tossicologi. Perché? Perché i tossicologi sono andati ad indagare com'era la risposta fisiologica degli organismi che erano stati esposti a condizioni così diverse di composti organostanici. Allora si era visto ad esempio che a Bogliasco, dove la quota del composto organostanico più tossico era un quarto rispetto al totale dei composti organostanici, il sistema di detossificazione che gli organismi avevano era un sistema di detossificazione attivo, quindi erano in grado di degradare anche abbastanza velocemente questo composto tossico. Quindi da queste valutazioni si era visto che tutto sommato le acque di Bogliasco erano un ecosistema in cui gli organismi si trovavano in una situazione di compensazione, quindi erano esposti all'inquinante ma in grado di far fronte alla presenza di questo inquinante. Situazione completamente diversa nella Darsena e nel porto di Lavagna, dove invece il composto organostanico più tossico rappresentava circa la metà del totale e le concentrazioni sue erano molto più alte rispetto a Bogliasco. Qui invece l'attività del sistema di detossificazione andava più a rilento. Questo quindi stava a suggerire che gli organismi ci stavano rappresentando una situazione di danno per l'ecosistema, considerata ancora però reversibile, quindi diciamo eravamo nella fascia arancione della qualità ambientale. Quindi io con questa diapositiva concludo, vi ringrazio per l'attenzione e cedo la parola ai colleghi che mi seguiranno in questo excursus. Buon pomeriggio. Anch'io ringrazio per l'opportunità, sia perché da un po' di anni faccio sempre più fatica a parlare delle cose che mi piacerebbe fare di più, sia perché è l'occasione anche per condividere con i colleghi con i quali abbiamo lavorato in passato e continuiamo e spero continueremo a lavorare un po' delle attività così che ci hanno caratterizzato. Grazie. Allora, questo funziona lo stesso? Devo usare il mouse? Ok, io vi parlerò soprattutto di contaminanti emergenti che sono stati già citati appunto dalla collega Paola Rivaro e che effettivamente destano sempre più preoccupazione. Ora noi ci occupiamo dell'ambiente marino, ma in realtà siccome li immettiamo nell'ambiente, in maniera continua, anche se non sono persistenti, come ad esempio gli idrocarburi policiclici aromatici o altri che sono stati citati precedentemente, risultano pericolosi per l'ambiente
e anche per gli organismi, incluso l'uomo. Qua c'è uno schema sul quale non mi soffermo più di tanto, ma come vedete, diciamo, il circuito si chiude, tutto ciò che noi andiamo a immettere nel mare, prima o poi attraverso gli organismi, attraverso gli alimenti, con meccanismi, diciamo, alle volte anche molto complicati, poi ahimè ci torna indietro. Volevo, diciamo, non mi soffermo tanto sui contaminanti emergenti, ma volevo così evidenziare come sotto questo cappello dei contaminanti emergenti si vengono a trovare una quantità di famiglie di composti chimici enorme. Vi cito ad esempio i farmaci e anche un'altra classe molto di moda, negativamente ovviamente, negli ultimi tempi sono i PFAS, di cui vi dirò ancora qualcosa nella slide successiva. Spesso a chi è capitato magari di leggere qualche approfondimento, qualche nota tecnica o anche qualche articolo scientifico, vengono usati degli acronimi per parlare sempre di contaminanti emergenti che possono un po' confondere. Allora, senza annoiarvi troppo, come vedete, per parlare di questi contaminanti sono usati almeno 3 tipi di acronimi diversi che indicano le stesse classi di composto che vi ho mostrato prima. All'interno di queste classi di composti poi ne possiamo distinguere altri, ad esempio i personal care products, cioè i prodotti che usiamo per la nostra igiene, i farmaci, e l'insieme di questi due va sotto l'acronimo di PPCPs, cioè appunto sia farmaci che personal care products, e poi un'altra sigla che appunto mi confondo, scusate, tra mouse ok, e un'altra sigla che vi ho citato poco fa sono appunto le sostanze perfluoralchilate o PFAS, note anche, forse qualcuno ha sentito questo termine, come forever chemicals, cioè sostanze che ahimè molto difficilmente vengono degradate sia dai metabolismi, quindi diciamo dagli esseri viventi, sia in ambiente. Questo probabilmente è uno dei più noti, il PFOA. Sono una classe di composti estremamente variegata. Ultimamente le ditte produttrici stanno cercando di accorciare un po' le catene. Sottolineo il fatto, forse si intuisce, ma insomma, che la sintesi chimica ha sostituito sostanzialmente gli idrogeni nelle catene che costituiscono questi gruppi, che poi hanno gruppi funzionali diversi. Qui abbiamo ossigeno e idrogeno, altri composti hanno altri gruppi funzionali, ma il fattore comune di queste sostanze, dei PFAS, è la sostituzione dell'idrogeno col fluoro. Questo garantisce delle proprietà estremamente interessanti tecnicamente, pensate ai rivestimenti delle padelle, nonché al famosissimo Gorotex e ai suoi derivati, cioè impermeabili, resistenza agli oli, eccetera, eccetera, ma ahimè le rende sostanze estremamente refrattarie, e da cui il nome Forever Chemicals, cioè difficilissime da eliminare dall'ambiente. Vi cito un film che, se non avete visto, potrebbe essere interessante andare a guardare, riguardante il caso della DuPont, che aveva contaminato un'intera falda di un paese americano, e lì c'è tutta la storia del ricorso diciamo, in termini di giudizio, intendo, nei confronti della ditta, che poi dopo, mi sembra, 20 anni effettivamente dà ragione agli abitanti, che avevano subito ovviamente danni permanenti, morti e così via, insomma. Fatto questo quadro molto veloce per ragioni di tempo, mi addentro un po' in quello che è il mio mestiere. Io sono un chimico analitico e quindi mi occupo di sviluppare dei metodi che consentano di determinare queste sostanze che, come diceva prima la collega, si trovano nell'ambiente e soprattutto nell'acqua di mare, dove il fattore di diluizione, per fortuna, è enorme, si trovano poi a concentrazioni molto molto basse, il che non vuol dire di per sé che non abbiano effetto, anzi. La sfida analitica è quella appunto di determinare queste concentrazioni estremamente basse
con interferenze cosiddette, cioè l'effetto della matrice, soprattutto nel caso dell'acqua di mare, ma pensate anche all'acqua degli scarichi, no? I nostri depuratori poi quando scaricano in mare, nel nostro caso, in altri contesti magari nei fiumi, nei laghi, ovviamente abbattono parte del carico inquinante, ma non tutto. E quindi entrambe le matrici, acqua di mare e wastewater, cioè acqua di scarico, sono estremamente pesanti, diciamo noi, cioè matrici che possono creare interferenze. Occorrono quindi delle tecniche estremamente sofisticate, tra cui la spettrometria di massa. Lì cito una frase famosa di un famoso spettrometrista di massa, ma da sola non basta. Normalmente il cosiddetto golden standard è l'accoppiamento di una tecnica separativa, tipo la cromatografia, con la spettrometria di massa stessa. Non solo. Date le basse concentrazioni, prima di poter eseguire l'analisi con questa strumentazione, spesso è necessaria una fase di preconcentrazione, di trattamento del campione. Vabbè, non mi dilungo su questo, se no dovrei spiegarvi più o meno su che cosa si basa la spettrometria di massa. Questa è un'idea, non vorrei allungare troppo il brodo. Comunque, diciamo che mi limito a dire questo: sostanzialmente si interviene sulla molecola con dell'energia, la si rompe in pezzetti e grazie alle regole che conosciamo sul pattern di frammentazione della molecola, dagli spettri che otteniamo sui campioni reali, se riusciamo a identificare e quantificare la molecola stessa. È un processo ormai noto da tempo e che ha poi subito negli anni delle evoluzioni. Dicevo, nonostante queste tecniche così sofisticate, spesso dobbiamo ricorrere alle delle tecniche di preconcentrazione. Questa è una delle più usate. Praticamente prendete il vostro volume d'acqua, durante la campagna oceanografica portate in laboratorio 1 litro, lo passate sopra queste colonnine e riuscite a preconcentrare perché gli analiti rimangono intrappolati e poi li recuperate con un piccolo volume di solvente. Qui però, tecnica che funziona molto bene, utilizziamo un approccio che è peraltro quello tradizionale, che usa anche tutte le agenzie di monitoraggio fino ad oggi. Abbiamo quella che Paola prima chiamava una fotografia. Cioè noi prendiamo durante la campagna oceanografica una serie di campioni, portiamo a casa però 1 litro, 2 litri, quello che sarà per ciascun punto di campionamento, e facciamo poi la fotografia di quel piccolo campione che deve rappresentare invece una massa di campione molto più grande e che soprattutto evolve nel tempo. Quindi un approccio che può essere alternativo a quello del campionamento puntuale è il campionamento passivo, che vedete qui nel secondo punto. In questa slide però, prima di parlarvi del campionamento passivo, ho riassunto anche alcune altre tecniche innovative di preconcentrazione o approccio al campionamento in maniera alternativa al campionamento puntuale, di cui vi parlo brevemente e poi approfondirò un pochino il discorso del campionamento passivo. Un modo abbastanza innovativo e estremamente efficace per preconcentrare le sostanze è quello di utilizzare queste piccole barrette che accumulano i contaminanti sulla base dell'affinità che questo strato che ricopre la barretta magnetica manifesta nei confronti dei contaminanti. Vado via abbastanza veloce. Sostanzialmente che cosa si fa? Dopo aver lavato, per chi è stato in un laboratorio ovviamente riconosce un agitatore, un normalissimo agitatore magnetico, la barretta quindi viene fatta ruotare all'interno di un solvente inizialmente per pulirla, la si recupera e la si introduce nel campione di acqua, dove la si farà nuovamente girare vorticosamente, in modo che il contatto con questi analiti in tracce o ultratracce consenta l'assorbimento sulla fase che ricopre appunto l'ancoretta. A questo punto vi troverete la vostra ancoretta che ha prelevato idealmente tutti i contaminanti, perlomeno quelli che vi interessava determinare, dal campione reale. Che cosa si fa a questo punto? Questo approccio è estremamente interessante perché apre la strada sia all'analisi gas cromatografica, cioè consente la determinazione di sostanze volatili,
vado un po' superficialmente per non allungarmi troppo, poi eventualmente nella fase di discussione posso approfondire alcune cose che ho lasciato un po' in sospeso. E in questo caso si riesce ad automatizzare completamente il processamento dei campioni, cioè a parte la fase di estrazione dell'analita dai campioni di acqua, grazie a un approccio con un sistema automatico, un campionatore automatico, e al termo di assorbimento gli analiti che erano sulla vostra ancoretta passano nel gas cromatografo al quale è collegato lo spettrometro di massa e si effettua l'analisi. L'altro modo per recuperare i vostri analiti invece è usare un solvente. Fate di nuovo l'agitazione nel solvente, a questo punto avrete una soluzione arricchita, una soluzione ad esempio in metanolo, arricchita dei vostri analiti, e a questo punto non potete scegliere quale tecnica analitica, cioè mentre la prima è funzionale solo alla gas cromatografia e quindi consente l'analisi solo di analiti volatili, con il secondo approccio potete utilizzare qualsiasi tipo di strumentazione. In quel caso è esemplificata la gas massa come la precedente, o l'HPLC, cioè la cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa. Ovviamente vantaggi e svantaggi in un approccio o nell'altro. Vi presento un'applicazione di qualche anno fa che noi abbiamo sviluppato con questa tecnica, l'SBSE, cioè queste ancorette, che riguardava lo studio di contaminanti emergenti, in particolare UV filters che, come si vede dalla slide, sono principalmente utilizzati nelle creme solari, quindi li usiamo particolarmente in estate, ma in realtà vengono utilizzate anche in molte creme da giorno, e quindi diciamo che è un contaminante, cioè le sostanze introdotte in questo prodotto per la cura della persona possono diventare dei contaminanti riversati continuamente nell'ambiente, un po' come i farmaci, no? Che ovviamente noi assumiamo, ma poi tramite il sistema fognario, ahimè, raggiungono la destinazione finale, che nel caso della Liguria è sempre inevitabilmente il mare. In questo caso noi ci eravamo occupati di questi analiti, questi UV filters, scegliendoli sulla base sia dell'utilizzo in Italia, cioè dei prodotti commercializzati, gli sunscreens, delle creme solari utilizzate in Italia, sia tra queste quelle che maggiormente utilizzavano delle sostanze con caratteristiche di UV filters con sospetta attività di interferente endocrino, quindi quelle un po' più pericolose, diciamo così. Qui ci sono alcune figure di merito del metodo sviluppato, sulle quali non mi soffermo, tranne farvi notare i bassi limiti di rivelabilità, cioè quanto è sensibile il metodo sviluppato grazie a queste tecniche, no? Si scende al di sotto del nanogrammo litro, quindi quantità estremamente basse. Questo era stato poi frutto di una pubblicazione. Sostanzialmente avevamo indagato 3 spiagge, Santa Margherita, San Fruttuoso e Camogli, e una piscina con acqua di mare. Interessante il fatto che di quei 6 composti ne abbiamo potuti misurare e identificare con certezza solo 2, che sono il BP3 e questo, le HMC, ma seppur a concentrazioni relativamente basse, come ci aspettavamo, ovviamente l'ambiente chiuso della piscina è quello che ha mostrato le quantità, ecco qua, le quantità maggiori. Tuttavia, se fate caso, scorrete un po' di dati, non so, San Fruttuoso, che è pensato come un posto tutto sommato abbastanza poco impattato magari rispetto a Santa Margherita, di questi composti ne aveva quantità non molto lontane da quelle della piscina. Valori peraltro riscontrati anche in altre acque di mare, quindi insomma valori abbastanza vicini ai risultati di altri ricercatori in Spagna in questo caso. Un altro approccio interessante, questo ve lo propongo molto rapidamente, che però non abbiamo poi continuato ad utilizzare, c'era stato proposto in una collaborazione con questa ditta tedesca, la Thin Film Microstruction, assomiglia un po' all'utilizzo delle ancorette che vi ho mostrato prima, tecnica SBSE per usare l'acronimo tecnico, ma in questo caso l'idea geniale sarebbe poterla portare in situ.
In questo caso ovviamente l'apparato è utilizzato in laboratorio, cioè si mette il contenitore sotto questo agitatore, si possono montare 3-4 di queste piccole blade, cioè lamelle metalliche ricoperte della sostanza, del polimero che consente di trattenere i vostri analiti, i vostri contaminanti, e di nuovo per agitazione questi passano dall'acqua alla superficie. Come vi dicevo, la cosa interessante sembrava poterlo trasportare in campo, poi ci siamo un po' persi lì sulla fase di ingegnerizzazione e ultimamente, diciamo negli ultimi anni, non l'abbiamo più utilizzato. L'avevamo applicato a uno scarico di depuratori urbani per studiare degli antinfiammatori di tipo non steroideo abbastanza utilizzati. Il diclofenac, tanto per intenderci, è noto col nome commerciale di Voltaren, quindi lo abbiamo utilizzato almeno una volta nella vita tutti, forse più di una volta, e gli altri anche sono abbastanza diffusi. Il triclosan invece in realtà non è un vero e proprio antinfiammatorio, è un additivo batteriostatico, credo, utilizzato soprattutto in passato nei dentifrici. Le quantità anche qui non trascurabili, ma d'altra parte, benché trattata, è pur sempre acqua di scarico. Insomma, qui lo studio era stato fatto ovviamente a valle del depuratore, quindi l'acqua che finisce in mare, tanto per intenderci. Ho perso quanto tempo ho ancora? Ok. Allora, il campionamento passivo è quello che tutto sommato ci ha dato più soddisfazione e che continuiamo ad utilizzare anche nell'ambito di un progetto PNRR del quale stiamo tirando un po' le fila in questi ultimi mesi, cioè si concluderà alla fine dell'anno. È un concetto molto utilizzato per campionare l'aria, ma applicato solo di recente, diciamo negli ultimi 15 anni, allo studio delle acque. In particolare l'acqua di mare ha visto questo tipo di approccio comparire, diciamo, essere utilizzato, l'approccio del campionamento passivo, soltanto nell'ultimo decennio. Qui sostanzialmente disponiamo di dispositivi diversi, io poi ve ne proporrò uno che è quello che utilizziamo noi, che lasciati a campionare per un certo tempo nell'acqua senza bisogno di nessun intervento, quindi non c'è una pompa che aspira l'acqua e la fa passare attraverso un filtro, no? Ma il dispositivo lasciato nell'acqua riesce a utilizzare questa proprietà chimica che ha il potenziale chimico. Poi se vogliamo banalizzare, la differenza di concentrazione che c'è tra il mezzo campionato e il campionatore stesso, per appunto far migrare gli analiti all'interno del campionatore. Sì. Ci sono tutta una serie di vantaggi, non mi soffermo su tutti. Forse quello che vale la pena dire, evidenziare di più di tutti gli altri, è che noi mettiamo questo campionatore e lui non solo campiona in situ, ovviamente campiona nell'acqua di mare piuttosto che all'acqua di lago, di fiume, di scarico, ma fa anche la preconcentrazione in situ, e quindi non viene poi manipolata questa fase di preconcentrazione che comporta la manipolazione appunto dell'acqua del vostro campione di acqua in laboratorio. Si salta uno step, e questo, per chi è stato in un laboratorio, sa che è una cosa molto importante, perché tutte le volte che noi manipoliamo dei campioni rischiamo di creare degli artefatti. L'altra diciamo caratteristica molto interessante da sottolineare è che il risultato che noi otteniamo dopo il campionamento passivo non è una fotografia puntuale, ma è una concentrazione mediata nel tempo, questa che viene chiamata, diciamo, dagli inglesi time weighted average concentration, cioè una concentrazione relativa al periodo che stiamo considerando, un po' un approccio alternativo al biomonitoraggio di cui parlava prima la collega, no? Anziché l'organismo che è un filter feeding, cioè si alimenta filtrando i contaminanti dall'acqua e accumulandoli, noi li facciamo accumulare sul campionatore. Se volessimo ottenere il risultato della concentrazione media, ad esempio, che è rappresentato dalla linea tratteggiata, con un campionamento puntuale dovremo andare, diciamo, nel corso del mese varie volte nel sito a prelevare e poi fare la media di tutte le analisi. Qui una sola analisi, nel caso del campionamento spot invece 10-20 analisi a seconda della frequenza del campionamento, quindi una bella differenza.
I campionatori che abbiamo usato noi e che stiamo ancora utilizzando sono i campionatori POCIS, fatti da dei dischi, dimensioni di un DVD, tanto per intenderci. Ovviamente il cuore è questa sorbent phase che viene scelta ad hoc in funzione del tipo di analiti che volete accumulare, di sostanze che volete accumulare. Non mi soffermo su altri dettagli, è più interessante forse perdere qualche secondo su questa. Qui lo vedete, diciamo, in qualche modo per come funziona. L'acqua, diciamo, può passare attraverso i pori delle membrane e gli analiti che sono disciolti nell'acqua, se sono affini alla sorbent phase, queste particelle di cui è riempito il nostro sandwich, perché il POCIS alla fine è un sandwich, si accumulano e rimangono lì mentre l'acqua continua a girare. Quindi sostanzialmente l'accumulo è progressivo nel tempo. Cosa succede quindi? Che noi sostanzialmente, se guardate questo grafico, non lo commento tutto, ma semplicemente per capire cosa accade, no? Qui abbiamo il tempo in funzione della concentrazione nel campionatore. Più a lungo noi lasciamo esposto il campionatore e più, almeno nella prima fase, quella detta cinetica, e più alta sarà la concentrazione che troviamo. In questo modo anche contaminanti in ultratracce vengono accumulati in situ e riusciamo a raggiungere dei livelli di concentrazione misurabili poi dalla strumentazione a nostra disposizione. Una volta in laboratorio il campionatore si apre, questa è una fase colorata, in realtà noi non usiamo questa qui, ma si vede meglio che quella bianca che usiamo noi si confonde con la membrana, viene trasferita in una piccola colonnina come questa, eluita, e il solvente che avete utilizzato può essere poi introdotto nell'HPLC e nello strumento, insomma, per fare l'analisi, in questo caso lo strumento ad alta risoluzione che abbiamo acquisito con il progetto di cui vi parlo in conclusione del mio intervento. Noi siamo stati tra i primi a utilizzare i POCIS nell'acqua di mare, in questo devo dire grazie anche alla collaborazione con Paolo Povero che parlerà dopo di me. Queste foto sono proprio delle prime ricerche fatte insieme a lui, e avevamo sfruttato una boa nell'area marina protetta di Portofino per collocare i nostri POCIS. In questo caso avevamo utilizzato un subacqueo che li aveva collocati lì, e insieme alle misure che Paolo faceva in modo continuo con questa sonda noi avevamo studiato i primi contaminanti. Ovviamente ci sono degli svantaggi e dei limiti che bisogna conoscere. Adesso non mi soffermo più di tanto, ma qui vedete ovviamente cosa succede nell'acqua di mare. Si sa che la vita lì è molto veloce a svilupparsi, e quindi il fenomeno del falling è importante. Semmai, se ci sarà tempo, poi su queste curiosità ritorniamo. Questo è stato il frutto del primo deployment, cioè del primo campionamento con campionatori passivi che abbiamo fatto, e una pubblicazione appunto congiunta con Paolo Povero, in cui abbiamo trovato, oltre che sostanze tradizionali che ci aspettavamo come gli idrocarburi, anche delle sostanze un po' meno note, come dei plastificanti, come quelli che vedete riportati lì. Negli anni poi abbiamo un po' perfezionato le modalità di esporre i nostri campionatori con l'utilizzo di queste gabbie, e qui, diciamo, sostanzialmente si cala la gabbia nella posizione che si vuole, poi eventualmente un piccolo intervento per fare il fissaggio definitivo, ma non c'è più bisogno di un vero e proprio subacqueo come era stato nei primi tempi. Le ultime applicazioni di questo tipo di approccio, cioè del campionamento passivo in mare, le abbiamo sviluppate e portate avanti nell'ambito di questo progetto Return, che è uno dei PNRR a cui l'Università di Genova ha aderito, un progetto gigantesco. Qui è un estratto del sito internet in cui potete vedere come si svaria dalla vulcanologia, cioè è tutto basato sui rischi, e quindi si svaria da terremoti, vulcanologia e ovviamente rischi di tipo ambientale, e quindi ecco che viene fuori poi il nostro ruolo, no? In questo ambito noi abbiamo acquisito questo strumento, che è uno strumento importante perché è sempre un cromatografo liquido interfacciato però con un'alta risoluzione in spettrometria di massa legata a questo tubo, dove, diciamo, il risultato, vi dico quello che è il risultato, a differenza dello strumento precedente che avevamo, il risultato dello spettro di massa è una massa, si dice massa accurata, perché
il dato non è arrotondato all'unità di massa, ma si arriva fino ai millesimi di massa, e questo, come potete intuire, garantisce un risultato molto più accurato e molto più sicuro nell'identificazione dei composti. Qui ci sono spiegate un po' di queste cose che vi ho detto velocemente. I risultati così di una campagna che abbiamo condotto, di 2 campagne che abbiamo condotto in questi 2 siti che vedete all'interno del porto di Genova, sono stati abbastanza interessanti, perché di questi 35 composti emergenti, contaminanti emergenti che vedete, che appartengono a svariate classi di composti, ne abbiamo, noi abbiamo sviluppato il metodo target, vuol dire istruendo lo strumento a riconoscere proprio questi composti, a disinteressarsi di tutto il resto che poteva essere stato campionato dal nostro passive sampler, dal POCIS, e puntare, come dire, il fucile esattamente su questo. Il vantaggio di questo approccio è una certezza quasi, insomma la certezza non esiste, ma una grande sicurezza nell'identificazione del composto e anche la possibilità di fare un'analisi quantitativa molto accurata. Di questi 35 composti noi ne abbiamo trovati, qui diciamo il riassunto, non vi sto a mostrare tabelle che sono noiose e difficili da vedere, ma ho riassunto un po' i dati qualitativi. Come vedete in totale sotto abbiamo riportato i vari campionamenti, POCIS identifica il campione passivo, SPE identifica il campionamento tradizionale invece puntuale, che abbiamo portato avanti insieme per poter fare un confronto. Questa è la prima campagna, mi soffermo un po' su questa, la seconda poi ve la faccio vedere velocissimamente, ma non la commenterò perché gli andamenti quantomeno sono abbastanza simili. Potete apprezzare come il campionatore passivo riconosce, cioè ci consente di identificare un numero maggiore di composti, una ventina sui 35 per cui avevamo sviluppato il metodo, rispetto all'SPE che in alcuni casi ne identifica pochissimi, ma comunque sempre meno rispetto al campionatore passivo. E poi soprattutto alcuni composti non è possibile trovarli con l'SPE, probabilmente perché l'affinità non è così spinta come per il campionatore passivo, ma per un'altra ragione, quella che vi dicevo prima: l'accumulo è proporzionale al tempo che lasciate il campionatore esposto nell'acqua. Qui abbiamo usato 2 settimane come tempo di deployment e quindi evidentemente gli UV filters, quelli famosi delle creme solari che avevamo studiato diversi anni prima, si riescono a vedere solo se utilizziamo questo tipo di approccio. Sul secondo diciamo non faccio grandi commenti, è l'anno più recente, 24-25, gli andamenti sono abbastanza similari. Ho quasi concluso. Questo secondo approccio non è un approccio target, ma è un approccio estremamente interessante, un po' più difficile, ma estremamente interessante, che si sta sviluppando negli ultimi anni nell'ambito ovviamente della spettrometria di massa. Se voi avete uno spettrometro di massa ad alta risoluzione, cioè come quel TOF che vi ho mostrato, che è in grado di arrivare fino alla terza decimale di unità di massa, potete dire allo strumento: cercami tutto quello che c'è nel campione, istruendolo ovviamente con dei dataset, con delle banche dati che sono in parte reperibili online, free, in parte le dovete acquistare. Istruite il vostro strumento e sulla base di varie informazioni, tra cui lo spettro di massa e altri parametri sui quali non mi soffermo, lo strumento poi vi andrà ad analizzare alla cieca tutto quello che c'è nel campione. Siamo lontani dalle applicazioni tipo CSI, non è che veramente dato un campione trovo tutto quello che c'è, ma come dire, stiamo proprio guardando un po' in quella direzione. Allora, noi avevamo utilizzato delle banche dati con migliaia di composti e ne abbiamo trovati molti meno, però ci stiamo ancora lavorando. Questi sono quelli identificati con ragionevole certezza. Oltre a quei 20-25 che vi ho mostrato con la modalità target, lo strumento ha trovato altri 40-45 composti lavorando sugli estratti dei campionatori passivi, molto meno, come era diciamo intuibile per le ragioni che ho detto un po' velocemente prima, con il campionamento invece puntuale con l'SPE. Di questi risultati, come potete vedere qui, i grafici a torta rappresentano la distribuzione tra le varie classi di composti. Di questi 40-45 così incogniti che non conoscevamo,
maggior parte, abbondante maggior parte, no? 80%, 75% nella seconda campagna, sono farmaci sostanzialmente, cioè vuol dire che nelle acque del porto di Genova sostanzialmente per l'apporto dei depuratori, che in realtà dovrebbero ormai scaricare credo tutti fuori, mi fanno cenno così dalla regia, però abbiamo i due fiumi, vi ricordo i due punti, in pratica uno era più concentrato nella zona del Bisagno, l'altro del Polcevera. La maggior parte dei composti che noi troviamo sono composti di origine fognaria, cioè i farmaci che assumiamo e che poi inevitabilmente non vengono trattenuti al 100% dai depuratori, ma finiscono nell'ambiente portuale principalmente. Di questa fascia blu, i composti, quindi il 75-80% di tutta la torta, gran parte degli analiti, perlomeno quelli che ritornavano sempre, sono quelli che vedete elencati qui, dove possiamo quindi trarre così come conclusione un po' così sorridendo ma a denti stretti che i genovesi evidentemente hanno bisogno di tanti farmaci per la pressione e per diciamo controllare disturbi di tipo cardiaco, perché come vedete ci sono diversi farmaci utilizzati a quello scopo. Con questo ho finito e vi ringrazio per l'attenzione, passo la parola a Paolo Povero. Bene, anch'io ringrazio l'Accademia per l'invito e in questa presentazione parlerò e cercherò di dare informazioni su quelli che sono gli aspetti di innovazioni tecnologiche e di miglioramenti delle tecnologie già utilizzate in questi ultimi decenni nell'ambito del monitoraggio ambientale marino e anche di quelle che sono studi e ricerche per cercare di migliorare hardware e software in un'ottica appunto di miglioramento di raccolta dati nell'ambito del monitoraggio. L'obiettivo del monitoraggio e delle osservazioni sono quelle di cercare di dare quegli strumenti necessari, in modo particolare agli organi gestionali, per raggiungere gli obiettivi individuati dalla comunità internazionale per lo sviluppo sostenibile. Questo il monitoraggio, le osservazioni, quindi possono dare quegli strumenti per un lavoro abbastanza difficile, che è quello di gestire e conservare in modo sostenibile le risorse naturali. In relazione anche a quanto hanno detto precedentemente Emanuela e Paola, di input sempre maggiori e nuovi di sostanze impattanti legati all'uomo e quindi impattanti antropici. Se noi prendiamo la definizione che l'Agenzia Europea per l'Ambiente dà del monitoraggio, ci possiamo soffermare su alcune parole che sono, oltre a valutare, determinare variabili, andare a focalizzare la nostra attenzione sulla parola periodico e continuativo. Già i nostri colleghi, scusatemi, vi chiamo colleghi, ma in fondo tutti lavoriamo in università e quindi è un termine corretto. La periodicità e la continuità nella raccolta del dato è un'informazione, è un percorso necessario. Paola prima diceva non facciamo fotografie,
ma raccogliamo informazioni nel tempo. E l'altra parola che può essere importante, su cui soffermarsi, è diagnosticare e prevenire effetti negativi. E quindi qua potremmo anche fare una brevissima, un piccolo accenno, una similitudine tra quella che è la diagnostica medica e la diagnostica ambientale. Faccio questa similitudine per evidenziare un aspetto. Per quanto riguarda una precisa diagnostica è necessario conoscere bene il sistema. Il sistema, diciamo, uomo è molto conosciuto e le diagnosi mediche sono sempre più precise, lo dimostrano le tabelle di aspettativa delle vita che si sono molto allungate. Per quanto riguarda l'ambiente, invece, la conoscenza del funzionamento dell'ecosistema è un qualcosa che necessita ancora da parte degli specialisti di studi precisi per capire meglio struttura, funzionamento dei sistemi e come i sistemi possono reagire in relazione agli impatti. Non mi soffermo sul discorso di definizione dell'ecosistema, ma focalizzo l'attenzione solo su quella componente comparto biotico. Già Paola precedentemente ha detto l'importanza di focalizzare l'attenzione nell'ambito del monitoraggio su organismi sentinella, ma l'importanza del comparto biotico è legata anche al fatto che all'interno di un ecosistema, in relazione a un cambiamento, l'ecosistema cerca di adattarsi, perché l'obiettivo a livello ecologico è quello di raggiungere un equilibrio e quindi un cambiamento legato ad esempio ad impatti antropici dal punto di vista dell'ecosistema porta dei cambiamenti. Che poi questi cambiamenti siano favorevoli o non favorevoli per l'uomo, questo è un altro discorso. E quindi è importante anche andare a individuare, e su questo nella relazione precedente è già stato evidenziato, bene quali sono gli indicatori che spiegano il sistema, e quindi prima già ci si è soffermati su questo, si è parlato per esempio della Marine Strategy, una grossa evoluzione per quanto riguarda le linee guida per il monitoraggio. Ok. Oggi in che situazione ci troviamo? Beh, molto è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, è proprio cambiato l'approccio per quanto riguarda mettere in atto azioni di monitoraggio in ambienti terrestri, ma nel caso nostro specifico in ambiente marino. Il problema qual è? È che oggi noi abbiamo sistemi anche tecnologicamente avanzati, ma che sono molto frammentati. Cioè quello che noi dovremmo cercare di fare nei prossimi anni è quella che abbiamo chiamato una sfida, un nuovo paradigma, è di mettere in gioco sistemi che possono diminuire questa frammentarietà nella raccolta dei dati, migliorare quindi anche la raccolta di informazioni relative a variabili che oggi, anche perché costa fare analisi in mare, è difficile lavorare in mare, non riusciamo a fare proprio perché manca anche una struttura, etichettiamola come struttura logistica, che ci permetta di raccogliere più dati, più informazioni in aree molto più vaste. E questo, diciamo, nuovo paradigma, queste nuove linee che si cerca di mettere in gioco, ci permetteranno di migliorare la raccolta del dato dal punto di vista della tempestività, della comparabilità, di una minore granularità e anche di integrazione. Perché poi spesso a livello di monitoraggio si raccolgono tanti dati, ma poi si ha una difficoltà poi nell'integrare informazioni raccolte in comparti diversi al fine di capire meglio, come ho detto prima, struttura e funzionamento dell'ecosistema. Dicevo che non stiamo partendo da un punto zero. Ad oggi, rifacendo sempre una similitudine tra la diagnostica medica e la diagnostica ambientale, ci sono strumenti che hanno permesso di raggiungere obiettivi molto importanti. Pensiamo per esempio nella diagnostica medica, è un esempio, ma ne potevamo fare altri, l'elettrocardiogramma. Prima Emanuele parlava dei problemi legati ai beta bloccanti che
possono interessare la regione Liguria, ma dicevo, avere strumenti che in modo rapido ci permette di avere un'informazione sull'apparato cardiocircolatorio permette di risolvere dei problemi relativi alla salute umana. Per l'ambiente qual è la situazione? Ormai da decenni si usano strumenti come quelli indicati in basso a destra, che sono degli strumenti che vediamo meglio qua nel dettaglio, prendono il nome di sonde multiparametriche o CTD, che hanno, diciamo, una struttura hardware, quel cilindro bianco, del software dedicato per gestire i dati che vengono raccolti tramite sensori che nel tempo sono aumentati. Si partiva prima di 20-30 anni fa con misure solo di temperatura, di conduttività, di pressione, e via via abbiamo avuto la possibilità di utilizzare nuovi sensori per misure di ossigeno disciolto, di clorofilla, di fluorescenza, di materiale organico disciolto, eccetera. Tutte queste informazioni hanno permesso negli anni, ad esempio, di avere un dato sempre più preciso, per esempio, in relazione a una grossa problematica che è, diciamo, molto rimarcata anche dai media in questi ultimi anni, che è il cambiamento climatico. Grazie all'evoluzione di strumenti che hanno permesso di raccogliere più dati e più informazioni relative alla temperatura, si è arrivati alla possibilità di costruire dei grafici come quello in basso a destra, che evidenziano come negli ultimi anni siamo in una situazione, per quanto riguarda l'aria in alto ma anche l'ambiente marino, di aumenti di temperatura ormai che evidenziano trend e non più situazioni con variabilità interannuali. Ma se questa è la prima informazione, un'altra informazione che noi possiamo vedere e che dobbiamo prendere in considerazione, al limite sviluppando sensori, e oggi questi sensori sono già in commercio e si possono utilizzare, è che cosa può portare a un aumento della temperatura. Tutti sappiamo l'impatto antropico, il ruolo di gas serra, la CO2. Perfetto, focalizziamo la nostra attenzione sulla CO2. Vedete in questo grafico in basso a destra abbiamo queste frecce che dagli ecosistemi vanno verso l'atmosfera e che in questo grafico evidenziano come in 10 anni hanno portato a un aumento in quantità di gigatonnellate di carbonio nell'aria. Input legate prevalentemente ad attività umana, ma è molto interessante andare a vedere quello che è racchiuso nel quadrato verde. Vedete, gli ecosistemi svolgono un ruolo anche di sottrazione della CO2 e quindi di utilizzo della CO2, e quindi possono compensare input a livello atmosferico indotti dall'uomo. E chi è che svolge questo tipo di azione? Ecco l'importanza dello studio del comparto biologico, non solo come bioindicatore ma anche come componente che ha un ruolo specifico nel funzionamento degli ecosistemi. Sono gli organismi vegetali, e a questo punto la domanda è: ma come facciamo a monitorare, a capire il peso degli organismi vegetali in mare che regolano la CO2 e che quindi incidono anche su quelli che possono essere aumenti di temperatura? Bisogna capire qual è la componente vegetale in mare. Ecco il lavoro, diciamo, delle componenti biologiche ed ecologiche che possono aiutare a caratterizzare i vegetali in mare. Ma a questo punto io individuo i vegetali in mare, ma come faccio? Li devo contare? Quanti sono? Quanto è la biomassa? Stanno aumentando? Diminuiscono in relazione anche a altri impatti, per esempio nelle aree costiere? Quando io mi focalizzo su organismi vegetali di grosse dimensioni, sono quelli adesi al fondo, vedi Posidonia, macroalghe, è più facile in analisi. Ma
la prevalenza di organismi vegetali in mare è fitoplancton. Sono piccole cellule con dimensioni da qualche decina di micron a qualche centinaia di micron. Quindi a questo punto come faccio a capire quante sono queste cellule? Beh, mi viene in aiuto e in soccorso la conoscenza del funzionamento di questi organismi vegetali. Questi organismi fotosintetizzano, per fotosintetizzare devono captare luce, quindi devono avere al proprio interno dei pigmenti che facilitano la captazione della luce. E qual è il pigmento che caratterizza tutti i vegetali? La clorofilla A. E quindi se io in un campione d'acqua vado a evidenziare la quantità di clorofilla A, ho un marker molto preciso sul totale del fitoplancton. Questo però mi aiuta tantissimo perché mi può dire se in una zona ho più o meno vegetali e quindi capire come sta funzionando il sistema. Ma è anche importante capire qual è la composizione di questo popolamento vegetale fitoplantonico, se ho più diatomee, più dinoflagellati, eccetera, perché la specificità degli organismi comporta anche funzionamento e strutture diverse. Chi fa questo lavoro? Il sistematico. Quindi preleviamo un campione, lo portiamo in laboratorio e al microscopio c'è bisogno dell'intervento di una persona formata in anni e anni, perché capite, andare a riconoscere specie fitoplantoniche significa esperienza che si maturano in decine di anni. Si finanziano formazioni di sistematici? No. E quindi il problema qual è? Come faccio a determinare la composizione del fitoplancton, dato necessario per capire il funzionamento e per dare quegli input gestionali al comparto politico-amministrativo rispetto a una certa area marina. Chi ci viene in soccorso? La tecnologia. Questo è uno strumento che stiamo testando adesso insieme ad altri colleghi di altre università italiane, che è un citometro a flusso. È un sistema che può essere posizionato in mare, assorbe una certa quantità di acqua, la fa passare in una camera all'interno del quale che cosa succede? Le particelle vengono eccitate, anche in questo caso come ha fatto prima Emanuele, non scendo nel dettaglio, semmai lo vedremo dopo, per verificare se queste particelle hanno o non hanno la clorofilla. Perché faccio questo tipo di operazione? Perché se le particelle hanno clorofilla sono vegetali e in quel momento la macchina scatta una fotografia. Raccoglie immagini che poi devono essere decodificate. Chi le decodifica? Del software di classificazione, quella che forse poi erroneamente si chiama intelligenza artificiale. La stessa cosa noi la stiamo facendo invece su un livello trofico superiore. Chi si ciba del fitoplancton? Lo zooplancton. E come facciamo? Allo stesso modo, prendiamo un campione d'acqua, in questo caso in laboratorio, ma esiste anche lo strumento per lavorare in situ, raccoglie un'immagine come uno scanner. Se vi ricordate, decine di anni fa, ormai ho i miei anni, io ero stupito del fatto che mettevo un foglio sullo scanner e poi c'era un software che mi trasferiva un'immagine in un file che potevo correggere in un testo. È la stessa filosofia, lo scanner fotografa particelle e queste particelle vengono isolate e mandate a un sistema per la decodifica. È tutto facile, tutto bello? No, perché questi sistemi vanno addestrati. E quindi il lavoro che stiamo facendo in questi ultimi anni, insieme, come ho detto, ad altri colleghi di altre università, è di ampliare i database di riconoscimento al fine di arrivare ad avere dei risultati attendibili. Non raggiungiamo il livello di specie, ma comunque riusciamo a dare nell'arco di una giornata informazioni che con un'analisi del sistematico richiederebbero giorni e giorni. E questo è importante perché anche la velocità di risposta rispetto al dato raccolto sul campo è molto importante.
Dove stiamo sviluppando queste cose? Ad esempio nell'ambito di questo progetto PNRR, RACE. È un progetto che ha come focus robotica e intelligenza artificiale, non utilizzata solo nell'ambito dell'ambiente, all'interno dello SPOC 3 di questo gruppo di lavoro che ha, diciamo, obiettivo protezione e cura dell'ambiente. Sì, lavoriamo sull'ambiente, mare, terra, aria, ma RACE lavora anche su robotica e intelligenza artificiale nel settore medico, nel settore dell'attività molto importanti in Liguria che sono le aree portuali e anche nell'ambito delle smart city. Ok, e come si inseriscono queste attività? Rispetto a delle linee internazionali che stiamo seguendo da diversi anni e che grazie a questi finanziamenti ci permettono di fare ricerche più approfondite. A livello internazionale che cosa è stato fatto e che cosa si vuole migliorare? Osservazioni satellitari. Un'osservazione da satellite mi permette di avere un monitoraggio sinottico. Nello stesso momento io posso monitorare un'area molto ampia. Se esco con una barca, come facciamo spesso noi andiamo su un punto e poi c'è un tempo successivo in cui farò un'ora, mezz'ora, dipende dalla distanza della seconda stazione, dove faccio un campionamento. Ma le masse d'acqua si muovono e quindi io posso andare a campionare, ad esempio, all'inizio della mattina nella stazione A e a mezzogiorno nella stazione B. Cambia tutto come risposta del fitoplancton, perché abbiamo intensità luminose diverse. Il satellite invece fotografa. Satellite, investimenti molto grossi a livelli di comunità europea, c'è questo progetto Copernicus, l'avrete un nome che voi conoscete perché ogni anno verso fine estate si dice sempre che l'anno precedente era il più caldo del secolo o da quando si raccolgono dati, e c'è scritto grazie alle informazioni di Copernicus. Cosa stiamo facendo qua in Liguria? Sempre nell'ambito del progetto RACE, non noi ma i nostri colleghi della scuola politecnica, ingegneri, stanno sviluppando nuovi algoritmi per decodificare le immagini satellitari. Il nostro compito di gruppo di ricerca marina, di oceanografia e monitoraggio ambientale è quello di andare sul campo e fare una validazione. Come facciamo la validazione sui database per il riconoscimento automatico degli organismi? Andiamo in mare, vedete qua immagini che si riferiscono alla zona del Tigullio e del Golfo Paradiso, dove nel momento in cui passa il satellite noi raccogliamo acqua e in questo caso facciamo analisi di biomassa fitoplanctonica espressa come clorofilla A. Questo dato viene poi confrontato col risultato della trasformazione del pixel tramite gli algoritmi degli ingegneri, e questo porta a migliorare sempre di più l'algoritmo e quindi ad avere sempre più dati attendibili raccolti in questo modo. Ma l'altro grosso sistema che entra in gioco nelle nuove tecnologie per il monitoraggio è il potenziamento dei sistemi autonomi di monitoraggio. I sistemi autonomi di monitoraggio sono dei sistemi che comportano un intervento minore da parte dell'uomo. Il più classico è il mooring, una boa posizionata in mare che raccoglie dati in continuo, quindi ritorniamo alla prima informazione, quindi con una periodicità e quindi con un film, non solo con degli spot e delle fotografie, e che trasmette i dati in tempo reale a stazioni che sono posizionate a terra, che ricevono un'informazione e che possono a quel punto, ad esempio, dare allarmi, eccetera. È la stessa cosa che succede con la protezione civile rispetto alle allerte. Oggi avevamo l'allerta gialla e deriva da informazioni raccolte da centraline distribuite sul territorio, software e programmi che analizzano velocemente questi dati in tempo reale e danno l'informazione per tutelare la cittadinanza, eccetera. Questi sistemi sono anche sistemi che permettono, vi ho portato qua, di avere, guardate l'immagine in fondo, il Global Tropical sistema di monitoraggio, vedete una distribuzione di sistemi di acquisizione dati in tempo reale su tutta la fascia equatoriale tropicale, gestito dal NOAA, un centro importantissimo americano, che in base a queste informazioni gestisce fenomeni naturali, i monsoni, il Niño, dando
allarmi e dando indicazioni gestionali sul territorio alle aree che possono essere interessate da questi fenomeni che hanno ciclicità e che danno dei segnali di anticipo di quello che è un evento. Quando abbiamo un anno con il Niño, noi già a maggio-giugno vediamo che le acque dal punto di vista della temperatura si modificano. Troviamo acque più calde verso la costa americana, quando tendenzialmente le acque sono più calde verso le coste asiatiche. E questo è un segnale che non ci dice ok, io poi intervengo come gestore e dico non voglio il Niño, però puoi dare gli allarmi e puoi dire ad aree che saranno interessate da questi fenomeni e in base agli incrementi di temperatura io posso capire anche la potenza di questi fenomeni, di attrezzarsi per avere meno danni quando questo fenomeno avviene. Cosa stiamo facendo qua in Liguria? Non abbiamo dei sistemi così strutturati come quelli del NOAA, ma come vedete dal 2007 noi lavoriamo, per esempio nell'ambito del promontorio di Portofino, in quell'area, con campionamenti fatti in modo tradizionale, con una barca e ricercatori che escono e utilizzano strumenti diversi, ma vedete abbiamo posizionato anche mooring più o meno strutturati per raccogliere dati che ogni mezz'ora arrivano al nostro centro di raccolta al DISTAV in Corso Europa. Questo ci ha permesso di entrare all'interno di questa rete internazionale che è il Long Term Ecological Research, che è una rete che ha creato una federazione di siti marini, terrestri, di zone di transizione, zone alpine, dove vengono raccolte con continuità dati ecologici. Quindi non solo anche un'informazione fisico-chimica, che è la base importante, ma anche informazioni sulle strutture dei popolamenti, vegetali, animali, eccetera, nel caso nostro in mare. Queste, come vedete, è molto velocemente le strutture dei nostri sistemi. Noi abbiamo sistemi a Rio Maggiore, a Camogli, che sono strutturati allo stesso modo, un peso, un cavo, dei sensori e un sistema di comunicazione, ma il sistema a Portofino, la meda elastica su 80 metri, è una struttura molto più importante, come avete visto nell'immagine precedente, e quindi è attrezzata con molti più strumenti. E questa situazione ci ha permesso, per esempio, di arrivare a dare informazioni, ad esempio, sull'evoluzione della temperatura superficiale in quell'area. Dal 2007 i dati sono raccolti tramite mooring, negli anni precedenti con interventi più spot, ma già da questo grafico, se guardate il rosso, negli ultimi anni abbiamo acque più calde in superficie, e lo si vede anche meglio in quest'altro grafico. Molto più di sintesi, quando si fanno lavori di sintesi si riducono un po' le precisioni, ma guardate, dall'86 al 96 il rosso nei periodi estivi è minimo, confinato più in superficie, e arrivando al 2019-2020 vedete aumenta, si dilata il rosso, quindi abbiamo periodi più lunghi di acque calde, ma acque calde che arrivano anche più in profondità, e questo è quello che poi crea queste grosse masse di energia che quando sono rilasciate creano i vari problemi che abbiamo rilevato, per esempio nel 18 eccetera, con la distruzione dei porti di Santa Margherita e di Camogli. E questo tipo, un dato interessante, sicuramente l'estate, perché colpisce di più l'acqua che sale come temperatura eccetera, ma guardate l'inverno in alto, vedete quei colori blu scuri rispetto ai colori del 2010-2019. Abbiamo anche inverni molto più caldi, e quindi è proprio una situazione di forte cambiamento, e come ho detto all'inizio questi cambiamenti si riflettono sulle comunità, sugli organismi che, se fa più caldo, si attrezzano per vivere in una situazione più calda e sono presenti organismi più adattati a quelle condizioni. Se la situazione è peggiore, diventa più fredda, faccio un paragone al contrario di quello che avviene, entrano in gioco organismi adattati a vivere in condizioni più freddi, e la competizione è a vantaggio di questi. Quindi il sistema si mette in equilibrio, ma cambia gli attori e il ruolo degli attori, e qua lo vediamo proprio velocemente. Negli anni in cui noi rileviamo temperature più calde già all'inizio primavera, rileviamo anche la comparsa di quegli organismi fitoplantonici tipici di luglio-agosto, che sono i flagellati.
E ecco l'importanza di non conoscere solo la quantità totale dei vegetali, ma anche i pesi che le diverse componenti hanno. Questo è RACE. In RACE che cosa aggiungiamo come novità rispetto a tutto questo? Vedete, la boa è sempre quella con quella macchietta gialla, e su questo sistema noi stiamo implementando, grazie a queste nuove tecnologie, nuovi sensori, ma anche aspetti, diciamo, di robotica, quindi veicoli autonomi sottomarini, quindi quelli che vengono chiamati glider, AUV e droni sottomarini, che montano sensori e che possono lavorare anche quando noi come gruppi di ricerca o i gruppi tipo le agenzie regionali che svolgono un monitoraggio continuo non possono lavorare. Perché? Perché per lavorare in mare bisogna che le condizioni meteomarine ce lo permettano. Invece questi strumenti possono lavorare anche in condizioni estreme e quindi aumentiamo la quantità di dati che ci servono per capire meglio il funzionamento del sistema. In questo diciamo, progetto si sviluppa anche molto la parte a terra di gestione del dato in un'ottica di forecasting, di previsioni e di sistemi di allarme, ma una cosa anche interessante è che questi strumenti monitorano, lavorano in mare, trasmettono quando sono in superficie il dato, e un sistema sempre avanzato di software che noi abbiamo identificato come monitoraggio adattativo dice allo strumento: cambia la missione, perché tu hai lavorato per 2 miglia marine raccogliendo dati che sono ridondanti, quindi diminuisci la strategia legata ai campionamenti. Perché? Perché così risparmi energia e puoi stare più in mare. L'energia in mare è un altro grosso problema, perché non possiamo tirare un cavo come in una stazione a terra, ma dobbiamo mettere pannelli solari, batterie, eccetera, e quindi razionalizzare anche la missione è un altro obiettivo molto importante. E tutto questo ci porta, chiudo però scusate, e tutti questi, poi mi infervoro un po' quando parlo e quindi mi dimentico del tempo, e tutti questi dati che cosa portano? Tutta questa tecnologia già operativa o migliorabile e migliorata in questi anni, a che cosa porta? Ad aumentare notevolmente la quantità di dati, quelli che anche questo sui giornali e sui media vengono chiamati big data, che sui giornali abbiamo focalizzazioni su che cosa ci piace, che cosa cerchiamo su Google, dove abitiamo, che cosa comperiamo, eccetera. In questo caso sono informazioni sempre maggiori su quella che è la struttura dell'ecosistema, in relazione anche a tutte quelle nuove tecnologie come quelle presentate precedentemente e che vengono sviluppate in questi nuovi sistemi di monitoraggio. E in questo che cosa succede? Che più dati ci sono e maggiore la necessità di avere sistemi performanti. E anche c'è un altro problema grosso legato ai monitoraggi: i finanziamenti, perché questo è il grosso problema, e la gestione di tanti dati comporta necessità di grossi fondi, ma l'avrete anche letto, scusate se mi riferisco sempre ai giornali, anche un grosso consumo energetico, perché tutti questi server che fanno funzionare l'intelligenza artificiale, che sembra la soluzione di tutti i problemi, necessitano di supercalcolatori che consumano tantissimo, e quindi consumare tanto significa avere necessità di energia, ritorniamo un po' all'inizio, CO2 eccetera, e tutto diciamo va organizzato in modo corretto e sostenibile. Però a livello di informatica, da quando io mi sono laureato, lo racconto sempre, io mi sono laureato con lo sviluppo di un piccolo modello gestionale a livello di ecosistema, e ho lavorato con un computer di un amico ingegnere a Genova che era considerato uno dei computer più potenti, era un IBM con un hard disk da 10 mega. Ora, se noi parliamo la gente secondo me non sa neanche più che cosa sono i mega, perché se non parliamo di giga sembriamo persone che sono fuori dal mondo.
mondo. Quindi vedete in quel grafico diminuzione, le prime campagne oceanografiche le ho fatte in navi che avevano aree con metà di questa stanza per elaboratori elettronici. Veramente dopo 5 anni queste stanze erano vuote, nel senso che c'erano dei tavolini con dei computer piccolini installati sopra. Quindi questo ci aiuta molto, ma è necessario anche razionalizzare quella che è il percorso della raccolta del dato e quindi dell'immagazzinamento del dato a livello locale, il trasferimento poi sino a realtà più alte come la Comunità Europea, e in questa fase iniziale, oltre all'immagazzinamento del dato, è necessario fare un lavoro di validazione del dato, perché le macchine e i sensori un numero lo danno sempre. Che questo numero sia attendibile, reale, e che sia veramente un'informazione di quello che sta succedendo nell'ambiente, insomma, prima parlavo delle calibrazioni dei sistemi di decodifica, e quindi questi sistemi richiedono anche molta energia da parte degli informatici, algoritmi appropriati e necessità di confronti anche con le analisi classiche che aiutano a validare queste informazioni. La Comunità Europea, per esempio, ha messo in piedi come direzione mare questo sistema, EMODNet, in settori diversi, la biologia, la fisica, la chimica, eccetera, e la tendenza è mandare dati a EMODNet raccolti in realtà locali, e grazie a questo per esempio è un modulo che si sta sviluppando con un'azienda di Genova, ERDAP, che ha il compito di validare i dati che arrivano dai sistemi che abbiamo sparsi sul territorio e poi di trasferirli in modo ottimale alla Comunità Europea. E poi una volta che arrivano lì, bene, abbiamo dei computer con tanti dati. Qual è lo step successivo? Lo step successivo è usare i dati del mare, e l'usare i dati del mare comporta mettere a punto degli algoritmi, dei modelli che vengono prima sviluppati sulla carta dai ricercatori e che poi diventino sistemi automatici per, ad esempio, presentare, questo sempre nell'ambito di RAISE, Simbad, che è un modello di distribuzione e di previsioni meteomarine, ma che non è il meteo.it, perché, senza nulla togliere perché sono importantissime queste informazioni, ma aggiunge anche qualcosa di più rispetto a quelle che sono le previsioni meteomarine, che è la distribuzione di particelle in mare, e quindi la distribuzione di particelle naturali e no. Quando parlo di particelle naturali noi stiamo facendo un progetto sulla distribuzione delle meduse, tanto per darvi un'idea, ma anche plastiche, oli e idrocarburi, abbinati a informazioni raccolte sul territorio, quindi è un sistema integrato. Oppure modelli come questo, modelli più ecologici. Parlavo prima della necessità di conoscere il funzionamento dei sistemi. Noi abbiamo usato questo modello per andare a relazionare scusatemi il gioco di parole, considerando i cambiamenti di temperatura negli ultimi decenni, siamo andati a cercare di capire come cambiava l'organizzazione della rete trofica a Portofino, e abbiamo visto che in condizioni più calde una componente importante trofica come lo zooplancton, prima erbivori, carnivori, eccetera, tende a privilegiare meno il fitoplancton, quindi meno erbivori, e prende un peso più importante la componente detritica eterotrofa, perché, come vi ho detto prima, il sistema si mette di nuovo in equilibrio. Se questo poi è un vantaggio o uno svantaggio per l'uomo è un altro discorso. Quindi noi il lavoro che dobbiamo fare non è cercare di non far cambiare i sistemi ecologici, ma dobbiamo cercare di capire se i cambiamenti che noi induciamo sono o no favorevoli a noi. Un'ultima, e chiudo, scusatemi perché poi quando incomincio non mi fermo, è utilizzare tutto questo, insieme di informazioni, di dati, di elaborazioni per fornire un qualcosa che possa servire ai gestori. E cos'è questo, strumento anche di facile interpretazione? Perché non tutti hanno competenze tecnico-scientifiche per capire un grafico, eccetera. Quindi dobbiamo
dobbiamo elaborare sistemi che sono quelli che vengono chiamati sistemi a supporto delle decisioni. In modo specifico stiamo sviluppando sistemi spaziali che ci portano, recuperando, vedete, monitoraggio, modellistica, eccetera. Ad esempio abbiamo fatto una simulazione per individuare nella Liguria le aree che possono essere idonee per l'acquacoltura offshore. E in questi sistemi decisionali, poiché è una decisione politico-amministrativa, non introduciamo solo l'informazione derivante dal monitoraggio ambientale, che è importantissima, che è la base, ma anche aspetti sociali ed economici. Perché quando si parla di sostenibilità non dobbiamo fare l'errore di soffermarsi alla eguaglianza, sostenibilità uguale ambiente, perché sostenibilità è ambiente, comparto economico e comparto sociale. E qua vi saluto. Avevo lasciato una diapositiva bianca e non c'è più la signora di Telenord, perché penso che tutto questo necessiti poi di un trasferimento corretto e al mondo dei media e della comunicazione, che però devono poi comunicare in modo corretto e preciso questi tipi di informazioni, senza allarmismi ma in modo chiaro. E quindi deve essere uno sforzo nostro del comparto tecnico-scientifico nel fornire dati che possano essere compresi il più possibile, ma questi dati non devono essere utilizzati solo quando fanno il grosso scoop, perché è importante che a livello di cittadinanza, a livello di realtà locali si conoscano le informazioni e si conoscano anche in modo corretto. Grazie. Grazie a tutti e tre i relatori, concordo con quanto hai detto, no non hai sforato, concordo con quanto hai detto in particolare sulle ultime diapositive bianca, e intanto ringraziamo sicuramente i tre relatori che ci hanno un po' raccontato le ultime novità, potremmo dire così, sul monitoraggio ambientale marino con le nuove tecniche e tecnologie. E niente, si apre il dibattito. Io potrei incominciare così tanto per iniziare la cosa e vorrei fare una domanda per quanto riguarda i campionatori, una curiosità sui campionatori, sul POCIS, no? Che è quello che viene immerso per una certa, per 15 giorni, ho sentito, ma potrebbe forse anche essere di più. Ma io mi chiedevo, diciamo, la raccolta di degli inquinanti che avviene su questi POCIS è dipendente un po' anche dalla situazione del mare. Il mare non è un ambiente statico, è un ambiente dinamico chiaramente, quindi ci può essere correnti, ci possono essere mareggiate, ci può essere onde, che ne so, tutte queste cose qua. Come vanno a impattare sul risultato questi fatti? Ovviamente molto giusta l'osservazione, non ho avuto il tempo di soffermarmi su questi aspetti. Il campionatore passivo, il POCIS, ma anche altri campionatori passivi funzionano soltanto se c'è un po' di dinamica. Può essere la velocità di scorrimento di un fiume, può essere la turbolenza del mare. Abbiamo dedicato un po' di anni alla calibrazione dei campionatori passivi e abbiamo visto che in certe condizioni sostanzialmente il sampling rate, si chiama così, una variabile diciamo matematica che serve per calibrare sostanzialmente, potremmo dire, il tasso di accumulo, cioè quanto analita si accumula per ogni giorno di campionamento, rimane costante in un certo intervallo. In mare questa affermazione è un po' azzardata in realtà, mi rendo conto, perché a differenza di un fiume noi possiamo misurare la velocità lineare di scorrimento e quindi questa affermazione che ho fatto prima è rigorosa, sul mare è un po' più ballerina, però c'è un'altra precisazione da fare. Io vi ho detto che ci sono luci e ombre, ho detto solo così nell'uso dei campionatori passivi. Una delle ombre è proprio la calibrazione. Allora noi dobbiamo utilizzare il campionatore passivo non come alternativo al campionamento spot, ma come diciamo un approccio complementare, nel senso che quando parlavo di time weighted average concentration, a questo termine un po' così ridondante, ma in sostanza ci ricorda che la concentrazione dell'analita che troviamo col campionatore passivo è una stima della concentrazione.
Avremo poi, laddove ci sono problemi, laddove dobbiamo approfondire, necessità di fare qualche campionamento spot per avere delle concentrazioni più accurate e precise. Quindi hai centrato il problema, andiamo un po' nel tecnicismo, spero di essere stata abbastanza chiara, grazie. Grazie. Lascio la parola agli altri, poi avrei un'altra domanda ma la faccio dopo. C'è qualcuno che vuol fare una domanda? Una curiosità, nelle acque portuali avete trovato dei medicinali, avete trovato anche fentanil, droghe varie o cose varie? Perché qualcuno potrebbe essere interessato a saperlo, non io, cioè la finanza. No, perlomeno non l'abbiamo ancora. Dov'è? È vero, sì. Non è detto che in futuro non lo identifichiamo con quell'approccio. Posso dire che abbiamo trovato la cocaina, ma lì non era difficile immaginarselo. Sì. Nell'acqua portuale c'è livelli a decine di nanogrammi al litro, però la cocaina è presente. Sì, perché comunque anche all'interno della diga l'effetto di diluizione è importante, c'è comunque un effetto di abbattimento. Io non so come funzionino gli scarichi anche nei fiumi, però i nostri 2 fiumetti, insomma... Certo, solo un'ulteriore domanda. Lei parlava di numero dei campionamenti da fare, ma qual è il limite che vi proponete? Perché non potete campionare tutto, quindi ci saranno degli input. Allora, non c'è un... Di chi paga, ecco. Sì, no, come ho detto, il problema economico è molto importante e proprio per questo, come ho detto, si cerca di implementare l'automatizzazione nella raccolta dei dati. Non esiste un numero ottimale di muri, di boe, eccetera, e quindi anche il posizionamento di queste strumentazioni viene fatto analizzando bene le situazioni, mettendo nelle aree di gradiente maggiore tutto. Ci viene in aiuto il discorso del satellite, perché il passaggio di un satellite o di più satelliti in un'ora può dare un'informazione, certo molto legata allo strato superficiale, però importante e, come ho detto, anche sinottica, perché nello stesso momento noi sappiamo la quantità e la concentrazione di clorofilla davanti a Genova e davanti ad Atene o allo stretto di Gibilterra, e questo è molto importante perché ci permette anche di capire come collegare questa informazione rispetto ad altri cambiamenti chimico-fisici che avvengono in un bacino più ampio come il Mediterraneo. Quindi voi vi mettete a misurare in punti tipici da poter seguire anni? Oggi il numero, per esempio, di sistemi sulla costa ligure che raccolgono dati in continuo così è molto basso. Le posso dire che, per esempio, proprio in questi giorni il Ministero, per esempio, ha finanziato un progetto in cui siamo coinvolti per posizionare in 11 aree marine protette questi sistemi, ed è già un primo passo per in aree che molte volte sono considerati come siti di riferimento, perché le aree marine protette anche nell'ambito dei monitoraggi italiani spesso vengono indicati come siti di riferimento, come siti blank, ecco, in termine tecnico, è già un ulteriore passo avanti. Il problema qual è? È installare sistemi, ma poi questi sistemi non devono dopo 2 anni spegnersi, non poter effettuare manutenzioni eccetera, perché è anche proprio una strategia politica che deve essere portata avanti nel finanziare raccolte di dati e di informazioni che poi forse immediatamente sembra che siano, non dico soldi sprecati, ma potrebbero essere utilizzati per emergenze maggiori, ma poi alla lunga invece è necessario avere questi dati, se no poi non capiamo come gestire i cambiamenti a livello degli ecosistemi. Vi racconto una storia un po' da Pierino. Un amico 50 anni fa mi dice del CNR e misurava un grado di mercurio nelle acque della Liguria e mi diceva non ce n'è, però se lo dico vi chiudono il finanziamento. Non faccio nomi, non si dicono, però va bene. Nel nostro caso. Noi cerchiamo di lavorare per aumentare i sistemi di raccolta dati, poi si vedrà. Noi chiediamo. Va bene, abbiamo qualche altra domanda? Volevo sapere, anche adesso hai detto per i sistemi satellitari
che hai un'idea della superficie. Sì. E anche prima parlavi di temperatura superficiale. Sì. Cioè, cosa intendete come profondità? Allora, per profondità adesso nuovi sensori permettono anche di arrivare a determinare in zone poco profonde, ecco, molto costiere, le biocenosi. Si sta lavorando su quello, che è un grosso passo avanti rispetto a qualche anno fa, dove erano proprio i primi metri o lo strato proprio molto superficiale per quanto riguardava la temperatura, gli idrocarburi, le clorofille, eccetera. Adesso i nuovi sensori, ecco, le nuove tecnologie permettono di raccogliere immagini anche a profondità maggiori. Parliamo sempre di 10, 20, 30 metri di profondità, ma sono già profondità molto alte, ecco. Però effettivamente, come ho detto prima, anche l'evoluzione dell'hardware e del software ci permetterà, penso, a breve di migliorare questo tipo di raccolta dati, che, ripeto, è sinottica, e questo è importantissimo, perché abbiamo dati e informazioni allo stesso momento. Una breve domanda, un chiarimento, una domanda a tutti e tre. Il monitoraggio dei dati che voi avete descritto, le metodologie eccetera, vengono, infatti mi ha un po' anticipato anche Zani, cioè le avete fatte su tutto, per esempio la Riviera Ligure, su tutte le zone, avete parlato, poi alla fine tu hai risposto in parte a questa domanda perché hai parlato di Portofino, Cinque Terre e poi delle zone. Quindi questi monitoraggi, mi rivolgo a Emanuele e a Paola, li fate anche e confrontate queste zone e poi tenete conto della diversità del fondale. Mar Ligure è un mare particolare rispetto all'Adriatico, no? Certo. Allora, diciamo, quando non si sa nulla di una zona, chiaramente si comincia a pianificare un monitoraggio che permetta di identificare situazioni anche molto differenti tra di loro. E poi si può fare un campionamento ragionato, no? Quindi quando si individuano zone che possono risentire fortemente di particolari impatti antropici, ecco che allora magari si comincia a monitorare in modo mirato e ad ottenere anche quella che è una serie temporale, perché appunto non è importante solamente la distribuzione spaziale ma anche la variazione nel tempo. Quindi Paolo ci faceva vedere prima anche la raccolta di dati anche della CO2 su scala temporale, quindi oramai siamo su scale decennali. Quindi chiaramente ogni dato chimico, biologico, poi deve essere corredato però anche da una serie di variabili ambientali, quindi variazioni del fondale, la turbolenza delle acque, quindi intensità e direzione delle correnti, no? Quindi soprattutto nell'ecosistema marino intensità e direzione delle correnti sono importanti perché rappresentano sì un fattore di diluizione dell'inquinante, ma anche una modalità di trasferimento che va poi a far sì che l'inquinante interessi zone più vaste, quindi magari rende necessario anche spostare quei primi punti di campionamento che avevamo pianificato. Aggiungo solo una cosa, è molto interessante questa osservazione rispetto alla eterogeneità per esempio di un mare come il nostro rispetto per esempio all'Adriatico. Ora, per quanto riguarda i sistemi osservativi fissi, noi come sito Elter Liguria ne abbiamo uno a Portofino e uno gestito dall'Enea nell'area di La Spezia. Abbiamo queste boe che stiamo installando adesso a Rio Maggiore, che abbiamo installato a Rio Maggiore e a Camogli. C'è una boa gestita dalla Politecnica, Scuola Politecnica di Genova davanti a Sturla, c'è una boa dell'ARPAL, dell'Agenzia regionale invece a Capomele, ed era stata installata, e purtroppo poi il mare l'ha portata via, una boa anche davanti a Savona. Sono strumentazioni molto costose e quindi però ci permette
Vabbè, per dare un ordine di grandezza, la boa di Portofino come struttura costa sui 150.000 euro la struttura, e poi abbiamo circa 500-600.000 euro di strumentazioni. Per esempio l'IFBC, quello strumento nuovo per la classificazione in automatico del fitoplancton, l'abbiamo avuto finanziato dal PNRR in diversi siti italiani, e quindi faremo comparazione: Stazione Zoologica di Napoli, Ancona, Trieste, OGS e Grandi Masse al CNR, a un costo di circa 280.000 euro. E poi il problema è che, come dicevo, per i sistematici anche questi strumenti hanno le necessità di avere personale che le usa, perché è tutto bello quello che si dice, ma non è che c'è il robot che fa tutto, eccetera. Quindi costano. Devo dire che questi sistemi si cerca di integrarli sempre di più con quello che è il lavoro invece che fa su tutto il territorio l'agenzia regionale, seguendo l'indicazione della 152 e della Marine Strategy. Quindi mi rifaccio a quanto dicevo all'inizio: una cosa molto importante è avere dati validati e avere sistemi che possono integrare dati. Un sistema perfetto con 150 boe non lo potremo gestire, ma noi, ma neanche paesi, e casomai non serve, perché è meglio fare un'analisi su dove posizionarle in zone di gradiente, in zone strategiche, e incrementare con altri sistemi, come ho detto il satellite eccetera. E poi l'integrazione del dato ci può portare, grazie alla modellistica e ai sistemi decisionali, ad avere delle risposte sempre più precise. È un po' questo il lavoro che dovranno fare i giovani, perché ormai noi siamo in fase di abbandono. Allora, posso chiedere cosa ai chimici? Microplastiche? Avete metodologie particolari per studiare no, la distribuzione? Sinceramente qui a Genova nel mio laboratorio non ce ne siamo occupati direttamente. Il collega Marco Grotti collabora con un gruppo, mi sembra siciliano. Tu forse qualcosa? Indubbiamente, adesso passo la palla a Paola, che magari ti dice qualcosa di leggermente diverso. Dal punto di vista strettamente chimico ci vogliono altri tipi di attrezzature. Anche la strumentazione di cui vi parlavo io ha ordini di costo delle cifre che dicevamo, certo. Quindi poi a un certo punto mantiene il laboratorio su quello e non va a improvvisarsi certo. Dal punto di vista strettamente bisogna chimico. Anche selezionare. Come collaborazione è un altro discorso, perché ad esempio quello che sapevo, questi colleghi erano interessati a vedere se le microplastiche potevano essere veicolo del trasporto di contaminanti come i metalli pesanti, no? E quindi allora noi abbiamo un'altra parte, non quella che in qualche modo utilizzo io e il mio gruppo come ricerca, abbiamo anche della strumentazione per i metalli molto avanzata, e allora in una stretta collaborazione di questo tipo. Altrimenti per studiare le microplastiche, ad esempio capire, a parte le dimensioni ci vogliono i microscopi ovviamente, ma poi per capire se quella microplastica o quella fibra, quella pallina o quella fibra sono poliestere, un poli di qualsiasi tipo, ci vogliono altri strumenti, il microraman eccetera eccetera. Certo. Grazie. Sì. No, allora in dipartimento c'è qualcuno che si occupa di microplastiche, che è il gruppo della chimica fisica ambientale, che quindi diciamo hanno cominciato questa linea di ricerca con le strumentazioni che stava dicendo Manuela. Il problema però grosso anche delle microplastiche è proprio la standardizzazione dei protocolli sia di campionamento sia poi di analisi delle microplastiche, perché già solo per campionarle esistono diverse reti, quindi la Manta piuttosto che la PlanktonNet, che hanno maglie dei retini differenti, quindi a seconda della dimensione della maglia uno raccoglie un campione che è diverso, e poi su quello si innesca comunque la problematica di andare a identificare quello che è la fibra, si possono fare delle indagini al microscopio, no? Per identificare la forma, il colore, mettendo anche in relazione il colore della plastica con la sua composizione, e poi andare a identificare quello che è il polimero del materiale, e quella è proprio l'indagine poi più complessa. Va bene.
Io avrei una curiosità, così poi se non ci sono altre domande. Avete parlato di metalli, quindi potremmo parlare di inquinamento tradizionale, no? Quello degli inquinanti tradizionali, e mi stavo chiedendo appunto sugli inquinanti tradizionali, metalli, idrocarburi e quant'altro, c'è qualche dato interessante, qualche dato che avete qualche dato da dare? Nel senso che com'è la situazione del Bar Ligure? Diciamo che è una situazione buona, tranquilla. Volevo sapere questo, se è una situazione buona, se ci sono problematiche particolari. Non ci sono problematiche particolari. Mi rifaccio a una cosa che ha detto Paolo poco fa, no? Anche sull'importanza della corretta informazione, no? Quindi è giusto qualche settimana fa che è uscito questo scoop dell'elevato contenuto di mercurio nelle scatolette. C'è riferimento a parte questi scoop che ci sono. Ecco. Quello che non c'era mercurio. Quello che non c'era, quindi adesso c'è, però insomma notizie appunto diciamo roboanti, poi diciamo i limiti non erano superati. Quindi siamo abbastanza però siamo tranquilli. Però diciamo era su larga scala, ma sul Ligure possiamo stare tranquilli. Allora, se non ci sono altre domande possiamo quindi chiudere qua il nostro dibattito, ringraziando ancora i nostri relatori, e intanto vi do alcune informazioni per la settimana prossima. Lunedì 3 novembre ci sarà Elisabetta Raffo, direttrice della Fondazione Bruschettini per l'arte islamica e asiatica, passiamo a lettere essenzialmente, Oltre i confini, arte, conoscenze e responsabilità condivisa, alle 5 come al solito, mentre giovedì 6 novembre alle ore 15:30, esattamente come oggi, ci sarà ancora il convegno da Liguria e il mare con Claudio Ferrari, accademico dell'Università di Genova, e Lorenzo Schiano di Pepe dell'Università di Genova, economie portuali, sinergie e difformità in un quadro normativo in evoluzione. Spero di rincontrarvi la settimana prossima. Arrivederci a tutti.